In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. La Schlein e la traversata breve dello stretto. La segretaria nazionale del Partito Democratico in Sicilia arriva in traghetto e con l'approccio di una turista se ne esce con uno sbarazzino e insultante. La traversata è estremamente breve. Solo 20 minuti. Qualcuno le spieghi che la traversata con l'auto al seguito dura tra imbarco e sbarco circa un'ora e che vanno aggiunti i tempi d'attesa per l'imbarco che variano dai 30 minuti dei tempi normali alle 6 ore dei periodi di alta stagione. La scemenza dell'impresentabilità. La Commissione Nazionale Antimafia anche quest'anno ha dovuto stilare una lista di candidati che risultano in violazione del codice di autoregolamentazione dei partiti. 2 sono siciliani e subito, pur non avendo condanne, la stampa li definisce impresentabili. Si tratta di una clamorosa scemenza e un pericoloso assist ad alcuni giustizialisti in cerca di voti facili. Per questo ci rifiutiamo di pubblicarne i nomi. Il popolo delle campagne contro Schifani. Ieri Palermo si è colorata del giallo delle bandiere di Coldiretti. In 20.000 agricoltori e allevatori sono scesi in piazza per contestare le scelte agricole del governo Schifani, esprimendo al contempo il consenso per quelle del governo nazionale. Da oggi resterà davanti a Palazzo d'Orleans, sede della regione, un presidio permanente di Coldiretti. La DC di Rotondi vota Fratelli d'Italia. Le democrazie cristiane esistenti hanno un denominatore comune indiscutibile, non sono mai d'accordo tra di loro e ogni partito del centrodestra ha la sua di riferimento. Alle prossime europee la DC di Cuffaro vota Forza Italia, l'UDC di Cesa vota Lega e la DC di Rotondi ha ieri confermato di votare Giorgia Meloni e le liste di Fratelli d'Italia. Finanziato l'ospedale di Siracusa. Era l'unico nuovo ospedale del quale non erano ancora del tutto chiare le fonti di finanziamento. Ieri i vertici dell'assessorato regionale della salute hanno confermato la sostenibilità economica del progetto, assicurando che l'ASP concorrerà con circa 47 milioni a raggiungere la copertura dell'intero importo progettuale, pari a oltre 347 milioni di euro. Urso, Termini e il ricorso al TAR. Il ministro Urso ha affrontato la questione del ricorso al TAR sull'area ex Bluetech di Termini Imerese. L'assegnazione è avvenuta su una procedura che era ferma da diversi mesi, ha detto Urso. Mi auguro che il TAR dia ragione al Ministero. Noi abbiamo operato al meglio in piena trasparenza e siamo assolutamente certi che tutte le procedure sono state regolari. L'autopsia fa pensare al suicidio, ma rimane il mistero. Le prime valutazioni dell'autopsia sul corpo di Angelo Onorato, marito dell'europarlamentare DC Francesca Donato, non evidenziano segni di violenza e quindi rafforzano l'ipotesi del suicidio, ma rimangono comunque ancora molti dubbi e il mistero sembra lontano dall'essere risolto. Un fiume dal sud al nord e in tanti con la laurea. Sono 550.000 in 10 anni i residenti persi dalle regioni del Mezzogiorno a vantaggio di quelle del centro-nord. Uno spopolamento progressivo, in 10 anni è poi espatriato dall'Italia oltre 1 milione di residenti, un terzo di essi avevano un'età tra i 25 e i 34 anni e quasi il 40% di questi erano laureati. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, il nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.